Dottore Perla, ecco, quanto è importante l'iniziativa di oggi? È importante per un duplice ordine di motivi. Il primo è che nell'ottica di apertura, di collaborazione del parco con le altre istituzioni, abbiamo avuto la possibilità e la collaborazione anche del museo di organizzare una mostra all'interno del museo, tra l'altro che riguarda un lavoro, uno scavo che il parco sta facendo nelle aree proprio a ridosso del museo, quindi la contestualizzazione di questa mostra all'interno di questa preziosissima struttura che è il Museo Griffo è determinante perché si colloca in un circuito di visita che è assolutamente prossimo all'area da visitare, quindi i visitatori avranno la possibilità da un lato di vedere lo scavo, anche stavolta ripartiremo con la visita a cantiere aperto, voglio anche comunicare che i prossimi scavi del Teatro Ellenistico partiranno il 2 maggio, quindi già dal 3 maggio partiranno le visite a cantiere aperto, quindi si avrà la possibilità di visitare sia lo scavo e poi venire al museo che è qua a 2 passi per visitare la mostra e in più c'è in prospettiva la possibilità di aprire un terzo accesso alla Valle dei Templi attraverso la scuola rurale e quindi il museo si pone anche come testa di ponte in un nuovo percorso che amplia l'offerta culturale e turistica del parco, integrandolo sempre di più anche con il museo. Quanto è importante un'iniziativa di queste che vede anche l'arricchimento dell'offerta turistica qui al museo da parte per i tanti turisti che verranno sicuramente? Sicuramente i turisti quest'estate verranno richiamati dal teatro e quindi quale migliore occasione che poter visitare e vedere i primi materiali provenienti sia dal teatro che dai monumenti dell'Agorà al museo, c'è un unico viaggio, la struttura e i reperti che ha restituito. Tra l'altro i luoghi saranno aperti anche per la prossima visita del FAI tra qualche giorno? Sì, il venerdì, sabato e domenica questi saranno i luoghi mostrati al FAI in questa nuova mostra che ripeto è una cosa molto bella anche perché segna di nuovo per il museo l'esposizione di materiali che vengono dal territorio. Un'iniziativa sicuramente importante questa che avete fatto oggi, che arricchisce sicuramente l'offerta turistica per il museo ma anche per la città. Sì, penso di sì, anche il fatto di mettere in collegamento il museo con lo scavo può essere una cosa molto importante sia per lo scavo sia per il museo. È stata un'iniziativa un po' avventata, nel senso che i lavori ancora non sono finiti, però era importante far vedere i risultati di questa prima fase. Io ero già da tempo che mi ero messo in testa di venire a vedere questa scoperta veramente incredibile, bellissima, ancora di più sconvolgente perché vedendo dove si trova il teatro ce l'abbiamo avuto sotto i piedi, proprio sotto il naso per tantissimi anni. Comunque finalmente l'abbiamo trovato, è una scoperta che va ulteriormente a rilanciare l'importanza di quest'area famosa in tutto il mondo e sono certo che anche nella fase di scavo che riprenderà presto e che chiaramente richiederà del tempo, anche in questa fase sono sicuro sarà in grado di attrarre moltissimi turisti e rendere questo parco ancora più importante.